Buonasera, bentrovati, primo Inter Pares, appuntamento del mercoledì, gruppo TV7, come di consueto vi ricordo siamo in diretta sulla pagina Facebook, quindi potete fare tutte le richieste che volete, le domande che volete e tutto quello che desiderate scrivere. Ovviamente questa sera inizia una programmazione inerente alle prossime candidature regionali, sia per quanto riguarda i candidati presidenti, per quanto riguarda i candidati consiglieri. Ovviamente cercheremo di dare un tempo a ogni ospite per dare delle risposte in modo di avere una par condicio anche e soprattutto durante questa trasmissione che ha ospiti importanti. Inizio a salutare il candidato presidente Arturo Lorenzoni, buonasera, del Veneto che vogliamo, del PD, più Veneto in Europa, Volt, Europa Verde e Sanca Veneto, grazie. Saluto Paolo Benvenu, candidato presidente sempre della Regione Veneto, Solidarietà, Ambiente e Lavoro, grazie. Buonasera. Saluto Enrico Cappelletti, anche lui candidato presidente della Regione Veneto, Movimento 5 Stelle, grazie. Saluto invece Roberto Marcato che è candidato consigliere Regione Veneto, Liga Veneta per Salvini, grazie di essere con noi. E anche Enoco Soranzo, candidato consigliere sempre per la Regione Veneto, Fratelli d'Italia Giorgia Meloni, grazie anche a Enoco Soranzo. E per ultimo, ma non per questo importante, Vincenzo Gottardo, candidato consigliere di Forza Italia e Autonomia per il Veneto. Davvero grazie a tutti, c'è il candidato, ve l'ho spiegato prima, 1 minuto e mezzo la risposta, cercheremo di mantenere i tempi, se poi qualcuno sfora ovviamente daremo la possibilità di recuperare anche agli altri. E la prima, ovviamente, il primo tema, la prima tematica della serata, ovviamente, se siete tutti d'accordo, sarà nel pensiero dell'autonomia per il Veneto, se trovate giusto, se succederà prima o dopo che il Veneto arriverà a questa autonomia e se siete, chi sarà governatore, vincerà, avrà la possibilità di far arrivare l'autonomia in Veneto. Inizio da lei, Lorenzoni. È d'accordo per quanto riguarda l'autonomia e ovviamente dall'inizio della risposta parte là il countdown. Ovviamente poi potete anche interagire tra di voi, cercheremo di iniziare con il ritmo della trasmissione. Prego. Sì, grazie. La domanda è un po' generica, nel senso che d'accordo con l'autonomia bisogna entrare un po' più nel merito. L'autonomia, ci sono tante forme di autonomia e io sono senz'altro d'accordo sul tema di dare autonomia in senso federalista, quindi una riforma che dia autonomia di spesa alle regioni, e il percorso è stato fatto e io penso che sia importantissimo dare una maggiore responsabilizzazione, avvicinare la scelta della spesa ai cittadini. In questo senso io la interpreto come una rivisitazione delle modalità con cui l'amministrazione prende le decisioni e quindi partendo sicuramente dai comuni, quindi dando maggiore capacità di decisione ai territori. Quindi non un centralismo veneziano, come mi sembra possa essere interpretata la modalità con cui si sta muovendo l'amministrazione regionale attuale, che ha concentrato molto le decisioni, penso al campo sanitario con Azienda Zero, ma penso anche alla riforma in campo dell'agricoltura, nella gestione delle foreste. Sono tutti segni con cui c'è una concentrazione e non una responsabilizzazione dei territori. Allora, una riforma in senso federalista con una capacità di spesa vicina ai cittadini è senz'altro desiderabile per una maggiore efficienza della macchina amministrativa. Tanto più c'è una responsabilizzazione, tanto più i soldi saranno spesi in maniera efficiente. E questo è l'auspicio, perché la scommessa alla fine, se la torta, diciamo così, rimane quella, le risorse rimangono quelle, si parla di utilizzare i costi storici, ovviamente tutto sta nell'essere più efficiente rispetto al passato. Io ho sentito il gong di là, la regia è andata in prova qui in studio. Però deve mettere il gong più forte. Non abbiamo sentito il gong qui in regia, se la regia gentilmente lo può alzare anche per noi in studio. Paolo Benvenu, ovviamente questi primi giri è per capire come funziona un attimino la trasmissione, poi potete anche interagire tra di voi, perché altrimenti poi diventerebbe anche monotona. Paolo Benvenu. Noi siamo stati praticamente l'unico partito che si è, diciamo così, schierato apertamente per l'astensione al referendum proposto a Luca Zaia. Il risultato che ha raggiunto Zaia, con un progetto che era chiaro e evidente, insomma, di centralismo veneziano, perché l'autonomia differenziata in realtà è esattamente questo, trasferire competenze dallo Stato centrale alle regioni, riproducendo un centralismo burocratico a livello regionale molto simile a quello nazionale, quindi non ci possono essere equivoci su questo punto. Noi ci siamo schierati
gli unici praticamente, assieme a pochi altri, insomma, non certo il PD e 5 Stelle, che hanno appoggiato apertamente il referendum di Zaia, e crediamo che questo progetto vada contrastato. È evidente che se il PD e i 5 Stelle non avessero appoggiato Zaia al referendum non avrebbe raggiunto la soglia del 52%. Noto che ad esempio alcune province come Rovigo e come Belluno non hanno raggiunto la quota maggioritaria. Io credo che questo sia indicativo di un fatto importante, che ad esempio queste aree che sono marginali all'interno dell'economia della regione del Veneto hanno, diciamo, risposto non con lo stesso entusiasmo di altre realtà, così è stato per alcuni capoluoghi, alla proposta di Zaia. Io credo che il punto politico sia tutto qua, insomma. Io naturalmente la stessa logica che muove Zaia muove anche Bonaccini, insomma, noi dobbiamo concentrare sulle regioni più competenze possibili dentro una logica di competizione dei territori su scala nazionale e europea, che già di per sé contiene un elemento di contraddizione. Io credo che oggi la dimensione della solidarietà e delle relazioni positive, non competitive, ma di concorrenza e di solidarietà tra le regioni, così come è scritto in Costituzione, ma anche sul piano europeo e sul piano internazionale, sia un'esigenza storica. Cappelletti. Ma guardi, io credo che i cittadini del Veneto si sono espressi in maniera netta, anche eclatante in termini di partecipazione al voto. È vero che anche noi come Movimento 5 Stelle avevamo invitato ad andare a votare, avevamo sostenuto questo referendum, perché ci crediamo, perché crediamo che possa essere un'innovazione utile per la nostra regione e in qualche maniera anche meritoria. Però si sono espressi in grande maggioranza e adesso questa aspettativa non deve essere delusa. Quindi noi l'abbiamo sostenuto a livello di referendum, l'abbiamo sostenuto quando nella prima parte in questa legislatura con il primo governo, e lo continuiamo a sostenerlo adesso. Il ministro Boccia è venuto qui in Veneto e ha fatto delle dichiarazioni che sono nette e precise. Se non ci fosse stato il problema del Covid, la legge quadro, che è una legge che viene fatta in virtù di un articolo della Costituzione, per cui è già la Costituzione che prevede e rende legittimo questo trasferimento di competenze. Non si può dichiararsi contrari, se si dichiara contrari a quell'articolo 116 della Costituzione, in qualche maniera si dichiara contrari proprio a una parte della Costituzione. Però se non ci fosse stato il Covid sarebbe stato portato in Consiglio dei Ministri 6 mesi fa. Ci troviamo in una situazione dove abbiamo dovuto fare di necessità virtù. L'attesa e l'impegno è di arrivare ad avviare una discussione parlamentare su una legge quadro a settembre. Questo non è l'impegno del sottoscritto, è anche l'impegno del sottoscritto, ma è l'impegno del Ministro che ha reso pubblico proprio qui in Veneto. È troppo alto il gong, perché prima non c'era, adesso è troppo alto. Così lo facciamo passare un po'. Uno magari no, perché succede che uno poi prende paura, no? Così, è un po' inquietante. Ma è così, perché facciamo gli ultimi 20 secondi in modo che uno a casa prende paura, cosa stanno facendo, e magari uno ci guarda con maggiore attenzione, però facciamo delle prove, eventualmente abbassiamo anche il volume Marcato, quindi vedrà che riusciremo a risolvere il problema durante questa trasmissione. Prego Roberto Marcato. No, beh, guardi, io sono entrato in Lega nel 92 proprio con questa convinzione, cioè che a questo Paese serva una ristrutturazione costituzionale complessiva. È del tutto evidente che questi anni di centralismo romano non hanno ridotto il gap tra nord e sud del Paese e soprattutto hanno dimostrato di non avere quell'efficienza, quell'efficacia che un Paese moderno merita. Io sono convinto che una rivoluzione complessiva dell'assetto costituzionale in senso federalista e autonomista renda il nostro Paese più competitivo, perché portare le responsabilità al territorio, delegando davvero i presidenti di regione, di provincia, i sindaci ad avere queste competenze e questa capacità decisionale con responsabilità chiare, questo aumenterebbe la competitività del nostro Paese, l'efficienza e anche una sburocratizzazione che è assolutamente importante. Tenga conto che io sono il fautore dell'accordo che abbiamo siglato come Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia, firmato dai 3 segretari nazionali, proprio perché
io credo che non si possa prescindere dall'autonomia. Per me è la battaglia di tutte le battaglie ed è l'unico strumento che abbiamo per dare un futuro al nostro Paese. Terminato prima del gong. Prima del gong, poi è meno inquietante, senti, abbiamo abbassato. Ero Soranzo, per esempio, la Meloni non è molto d'accordo in questa autonomia, mi sembra di aver capito. Dice, insomma, io vorrei più uno Stato centralizzato, la pensa un po' diversamente da Salvini. Ecco, lei cosa ne pensa, Soranzo? No, assolutamente no, l'abbiamo detto, ripetuto, l'abbiamo votato in Consiglio regionale come gruppo consigliare regionale, l'abbiamo voluta, l'abbiamo sostenuto e abbiamo anche lavorato. Personalmente poi in me trova colui che il 4 ottobre 2017 insieme al Presidente Zaia, potete verificarlo su internet, sugli atti, ho firmato insieme come Presidente delle province del Veneto, come UP Veneto, anche poi quella che è stato il disegno di legge che poi proposto a Roma e ha visto 2.273.000, ricordiamo, veneti che hanno dato il sì pari al 97,6%, e che poi ha visto tutte le tappe, le difficoltà di tappe che ha visto poi il percorso sul riconoscimento di questa autonomia. Quindi l'ho firmato insieme a tutti i responsabili sia delle strutture pubblico-comunali, delle autorità pubbliche e dei locali, l'ho firmato convintamente e siamo convinti. Come partito siamo convinti che riusciremo, se avremo la possibilità, a portarla a casa, la vogliamo portare a casa anche in fretta, per 3 motivi. Uno, perché è un motivo di efficienza. Uno Stato all'avanguardia deve avere un modello di governance all'avanguardia e noi riteniamo che l'autonomia differenziata sia esattamente una visione che il Presidente Zaia, ma tutti noi che l'abbiamo votata, sia stata in modo anticipato una visione corretta e pronta e che ci serve domani mattina. Secondo, bisogna riconoscere che al popolo va riconosciuto il volere. Hanno votato, i veneti l'hanno desiderata, l'hanno votato, si sono espressi e se una politica seria rispetta la volontà del popolo. Vincenzo Gottardo. Sì, io il partito che rappresento, che è Forza Italia, lo ha addirittura, l'autonomia l'ha addirittura inserita nel proprio simbolo con cui si presenta alle elezioni, proprio per dare forza e per manifestare l'importanza e l'intenzione di portare a termine questo progetto in questo caso per la nostra regione. Come si è detto anche prima, le responsabilità non sono efficienti se non vengono allocate nei territori, e questo non c'è dubbio, ma l'abbiamo enormemente dimostrato anche durante questa fase di emergenza con il Covid. La nostra regione è stata una regione modello e molto spesso proprio nell'attuazione dei sistemi per fronteggiare questa emergenza il problema è stato convivere con la centralità delle norme e soprattutto la centralità dei decreti che arrivavano dallo Stato centrale. Quindi sicuramente i comuni e le regioni avranno più forza nel momento in cui riescono ad attuare con le proprie responsabilità nei territori e quindi a gestire direttamente i territori. Non ultimo l'aspetto più importante, che come si è già detto prima, i veneti lo hanno fortemente voluto in maniera così eclatante, quasi imbarazzante nel risultato, e per cui è un dovere che dobbiamo assumerci senza se, senza ma, per la volontà che si è espressa. È chiaro che potete anche interagire anche tra di voi, ovviamente poi ne terremo conto nel conteggio finale che la regia terrà sotto controllo. E adesso il giro lo inizio da Benvenu. Paolo Benvenu. Mi sembra chiaro, i sondaggi parlano chiaro, in Veneto Luca Zaia ha dato oltre il 70%, adesso non voglio entrare, soffermarmi 72, 73, 74. Mi domando cosa serve candidarsi quando c'è un governatore talmente così forte che sembra ammazzi tutti, poi appoggiato da Fratelli d'Italia, appoggiato da Forza Italia, quindi sicuramente una forza, una corazzata a Luca Zaia, tant'è che ha detto beh, fermi tutti, i miei assessori del Veneto voglio che si schierano con la Lega e per Salvini, perché altrimenti Zaia fa man bassa. E che senso ha, questa campagna elettorale secondo lei, Benvenu? Per noi ha un senso importante, lo dice già il nostro simbolo che è rosso-verde. Il nostro simbolo rosso è ovvio che si riferisce al movimento operaio, alle lotte sociali, eccetera. È un'antica tradizione. Il verde è l'attualità di quella che è la situazione drammatica dal punto di vista ambientale in cui si trova anche il Veneto.
Perché è drammatica, mi scusi? Ma è drammatica perché noi siamo la regione più inquinata d'Europa dal punto di vista di alcuni indicatori, ad esempio quello dei tumori all'apparato genitale degli uomini fra i 14 e i 50 anni, noi superiamo le regioni del nord Europa che tradizionalmente sono quelle che hanno, per fare un esempio. È del tutto evidente che questa regione è fragile di fronte a quella che è la situazione dei cambiamenti climatici, l'abbiamo visto anche recentemente. Noi crediamo che questa regione abbia fatto negli anni, da quando è governata il centrodestra, politiche che hanno reso più fragile questo territorio. Il 20% della popolazione del Veneto, al di là delle dichiarazioni magnificanti della regione di Zaia e di altri, vivono attorno sotto la soglia di povertà. Questo vuol dire che nel Veneto esiste una quota di lavoro povero molto alta e che questa condizione di povertà e di precarietà con questa crisi si moltiplicherà. In questo caso è assolutamente necessario che sia in campo una proposta di alternativa secca che abbia una radicalità della proposta programmatica e una radicalità di collocazione politica. Se poi, voglio dire, questo non è tanto per il presente, ma è per il futuro, perché noi pensiamo che queste contraddizioni, come dire, si approfondiranno, e la necessità di una posizione chiara su questi temi e coerente soprattutto sia indispensabile. Va bene, poi vi do lo spazio anche libero. Cappelletti, allora, anche il Movimento 5 Stelle è un po' in caduta rispetto alle ultime votazioni degli italiani, quindi sicuramente affrontare, la stessa domanda una corazzata come Zaia, uno si chiede con che strategie vi mettete lì a fare questa battaglia politica. Ma io credo che ci sia poca consapevolezza della situazione reale che sta vivendo la nostra regione in questo momento. Noi possiamo fare un confronto... se vive male, come mai è tanta gente così, tanti affezionados così, Luca Zaia? Il dato che citava Benvenu, cioè il 18%, 20% di percentuali di cittadini in Veneto che sono a rischio povertà e emarginazione sociale, è un dato statistico che colloca il Veneto ultima regione d'Italia tra tutte le regioni del centro e nord Italia, giusto per dimensionarlo. 20 anni fa noi eravamo il mito del nord-est, adesso siamo crollati come prodotto interno lordo e come prodotto pro capite sotto addirittura alcune regioni vicine, l'Emilia Romagna per esempio. E poi non è solo un problema di reddito evidentemente, è anche un problema che c'è una concezione di sviluppo che ha dominato gli ultimi 20 anni, forse gli ultimi 25 anni di gestione amministrativa della regione, che è a senso unico ed è cementifichiamo, così cresciamo come prodotto interno lordo. Tant'è che negli ultimi 2 anni, 2018-2019, secondo i dati ISPRA, siamo la regione d'Italia con la percentuale maggiore di consumo di territorio, con tutte le ricadute che poi ci sono, perché abbiamo avuto 4 allagamenti negli ultimi 45 giorni nella nostra regione. Anche per carità legate a situazioni estreme meteorologiche, però legate anche a una situazione che viene aggravata, sicuramente non ridotta da questa situazione. Quindi secondo lei il governatore sta governando male sotto questo punto di vista, come diceva Paolo Benvenu? Il Presidente. Da un punto di vista ambientale siamo all'anno 0, però abbiamo tanti... Lo chiami Presidente che è più corretto dal punto di vista istituzionale. Chiedo scusa se l'ho chiamato ambientale siamo all'anno 0. Perdonatemi se sbaglio. Non è uno sbaglio, è una logica coerente in questo. No, è uno sbaglio da parte mia, Benvenu. Però se posso proprio finire una battuta, certo. Non è solo legato a una questione ecologista o ambientalista, legato all'economia della sostenibilità. Ci sono le maggiori possibilità di sviluppo economico da qui ai prossimi decenni per la nostra regione. Per cui se vogliamo mirare ad uno sviluppo che sia certo sostenibile, ma che sia anche gratificante dal punto di vista della creazione di nuovi posti di lavoro veri, è lì che dobbiamo investire. Certo, Roberto Marcato, poi tra l'altro Roberto, lei è un assessore della Regione Veneto e ovviamente il Presidente Salvini ha detto adesso voi assessori non dovete presentarvi con la lista Zaia, ma dovete presentarvi con la lista ovviamente del partito, la lista Salvini, perché ovviamente teme anche lui che il successo di Zaia offuschi un attimino la sua immagine, la sua figura. Secondo lei è così oppure sono... le azioni che facciamo noi giornalisti? Io trovo come dire, inaccettabile che un assessore uscente non si candidi nella lista della Lega.
Cioè, a parte il fatto che io ero già candidato in quella lista perché sono assessore. Però è stata una richiesta specifica di Salvini. Ma mi sembra il minimo, cioè che le prime linee, che chi ha avuto ruoli di governo all'interno della regione si candidi con il partito di appartenenza, a me sembra il minimo sindacale. Cioè non ci trovo nulla di strano, anzi quando Salvini ha detto questa cosa, mi è detto, ma sì, ma mi pare, cioè io lo davo quasi per scontato, credo che sia assolutamente coerente. Io mi sono iscritto alla Lega nel 92, morirò leghista, se dovessi cambiare partito non farò più politica perché questa è la mia visione del mondo. Che problemi hai a candidarti con il partito di appartenenza? Io francamente l'ha detto il Presidente vostro, mica l'abbiamo detto noi, insomma, questo di... E perché l'ha detto allora? Perché ha voluto andare su questo... Ha dato un ordine di partito che mi sembra assolutamente giusto e coerente. E dopodiché so che piace molto, come dire, al mondo mediatico il fatto di questa contrapposizione fra Salvini e Zaia. Io che sono amico e conosco entrambi da un miliardo di anni so perfettamente che uno è nato per fare una cosa e l'altro è nato per fare un'altra e nessuno dei due vorrebbe fare il lavoro che fa l'altro. Quindi la possibilità di scontro fra i due è, come dire, tecnicamente impossibile perché stiamo parlando di due cose completamente diverse. Diciamo che Salvini non farebbe mai il Presidente della Regione e Zaia non farebbe mai il segretario del partito. Quindi di cosa stiamo parlando? No, marcato tutto giusto, però quindi Salvini l'ha fatto e ha detto, beh, un momento, che la lista Zaia e che almeno la lista del partito arrivi al 20%, mi sembra di aver capito. Che la lista del partito abbia i rappresentanti di partito, tant'è vero che non abbiamo messo solo gli assessori, ma abbiamo messo i coordinatori provinciali, i sindaci, chi aveva un ruolo, chi era candidato alle europee. Cioè, ragazzi, chi fa politica deve stare nella lista politica. O adesso andiamo, cioè io lo trovo assolutamente coerente e giusto. Perfetto. Io non ho mai messo in dubbio invece voi vi siete appoggiate Luca Zaia, ovviamente un partito in crescita fortemente in tutta Italia, quindi anche nel nostro territorio, i Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. Sì, è un partito che di fatto credo di poter dire che da Presidente Meloni parla con fatti concreti. Nella lista ci sono tanti amministratori che hanno governato bene, gli viene riconosciuto. Io mi permetto di dire, non l'ha fatto giustamente Marcato, ma lo dico io, ma guardate che c'è qualcosa che non funziona. Io capisco che ogni progetto politico e ogni programma politico abbia sicuramente un qualcosa di buono e ci mancherebbe altro. Sono andato un po' fuori tema, ma lo voglio dire. Ma il Presidente Zaia è un caso o c'è mezza Italia che dice che è un Presidente straordinario? Sbaglio o c'è un intero Veneto che gli riconosce un lavoro straordinario? E mi sento di dire, lo dico io da Fratelli d'Italia, che un governo di centrodestra che lavora bene e viene riconosciuto è un dato di fatto. Cosa c'è di così male? Certo, si può fare meglio, si potrà fare meglio, ci può essere il contributo anche delle altre forze politiche, di chi la pensa diversamente, ma mi sembra davvero incredibile che noi veneti non possiamo riconoscere il lavoro fatto. Per ritornare alla domanda, appoggiamo un programma di centrodestra che ha una visione molto più ampia e una forza politica come Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, che parla con un linguaggio che la cittadinanza comprende, che non fa false promesse, che parla con i fatti e chi li rappresenta ha dato modo e prova di saperlo fare. Noi ci impegniamo a dare il meglio di noi stessi con il massimo impegno. Poi speriamo che faccia, compresa l'autonomia. Gottardo, invece Forza Italia rispetto a Fratelli d'Italia qualcosina ha perso ultimamente, quindi come intendete, anche voi appoggiate ovviamente Luca Zaia, come intendete recuperare il terreno perso in questi ultimi anni e se ovviamente Berlusconi è importante per poterlo recuperare? Se è ancora importante, volevo completare la frase. Innanzitutto voler sostenere che il Veneto è una regione con delle falle così gravi e così pesanti causate anche da una cattiva amministrazione significa non riconoscere ad oltre il 70% dei veneti stima e ammirazione nei confronti del proprio governatore, quindi questo già è un conto che si paga direttamente con i cittadini del Veneto. Io penso che Forza Italia, che ha avuto le sue sicuramente la sua storia insomma controversa sicuramente negli ultimi anni, sia comunque un contenitore importante per l'amministrazione di questa regione. Il centrodestra, il mondo dei moderati cattolici a cui noi facciamo riferimento, sicuramente
è importante anche nell'equilibrio del centrodestra di questa regione e soprattutto nel futuro e nell'amministrazione di questa regione. Per cui io penso che noi ci siamo concretamente, e anche il voto dei veneti, ma soprattutto i voti dei padovani, in cui la provincia di Padova sicuramente porterà a casa un buon risultato con il nostro partito, sicuramente insomma, servirà da contenitore e da assetto dei moderati di questa regione. Bene. Arturo Lorenzzoni, scusi, stavo attendendo, guardando, pensavo già, davo per toccare, sì, il giro lo iniziamo man mano, cerchiamo di essere corretti anche nell'inizio del giro per fare che abbiano tutti il tempo di iniziare le risposte. Prego Arturo Lorenzzoni. Qual è la domanda per me? Perché ha fatto domande diverse? No, è la stessa domanda che ho fatto per tutti, cioè c'è una candidatura che è potente nel Veneto, che sembra, la domanda è questa, poi ognuno ha risposto nella maniera che ha voluto. Sì. Dico, fronteggiare una corazzata come quella di Luca Zaia è un impegno difficile per poter vincere, e la domanda è: perché uno si candida, per quale motivo? Questa è la domanda che ho fatto a tutti. Ma vede, l'impegno che sto tenendo io è quello di ridare unità al mondo democratico. Il mondo democratico negli ultimi anni ha vissuto una forte crisi, perdendo pezzi negli ultimi anni e perdendo anche un po' identità. Io credo che invece debba cambiare la stagione. Qui abbiamo una destra che si candida a governare il Paese, si candida a governare la nostra regione, che è politicamente... È una destra o un centrodestra? E io lo chiamo una destra, anzi la chiama lei destra. L'ha fatto apposta, insomma, la risposta. Ah no, assolutamente. Certo. Voglio dire, un partito cioè una forza politica che dal punto di vista economico pensa al protezionismo, pensa alla non integrazione con l'economia europea, dal punto di vista sociale pensa che ci siano cittadini di serie A e di serie B e pensa di poter chiudere, di poter vivere sulla paura, sul identificare un nemico. È una politica che a me personalmente non piace, ma credo che non piaccia alla maggioranza dei cittadini del Veneto come alla maggioranza dei cittadini italiani. Allora è necessario ridare una forza propulsiva al mondo democratico, perché la politica non si faccia intorno a un nemico, ma si faccia intorno a un progetto comune. E il progetto su cui stiamo lavorando, legato alla sostenibilità, legato a ritornare a cambiare quegli indicatori, perché è vero che negli ultimi anni il Veneto ha avuto una grande visibilità nella sua amministrazione, ma perché ha lavorato sulla cornice più che sul quadro. Noi vogliamo tornare a lavorare sul quadro. Il Veneto è l'ultima regione come investimenti dal punto di vista infrastrutturale, è la prima come partenza dei giovani laureati verso altre regioni e verso l'estero. Cioè abbiamo tutta una serie di indicatori, che il Gong mi ha interrotto, non posso citare, che non sono degli indicatori positivi. Noi dobbiamo tornare a cambiare le priorità dell'agenda e riportare al centro la crescita economica e la creazione del valore. Va bene, andiamo in pubblicità, rimanete con noi tra poco.